una città che va via sulle note dell'inno d'Italia, un momento buio ma anche un momento bello per la nostra città. Un momento bello per il grande attaccamento che i cittadini oggi hanno dimostrato alle loro istituzioni, ma questo ci dà forza e speranza perché noi continueremo a lottare e ce la faremo. È necessario l'intervento delle forze dell'ordine in questo livello qua, di fare un trasloco? Non era assolutamente necessario, abbiamo sempre garantito, io per primo stamattina al prefetto, che comunque non ci sarebbe stato nessun problema. Hanno voluto operare in questa maniera, ma nessuno avrebbe opposto resistenza al punto tale da richiedere un dispiegamento di forze di questo tipo. Una brutta giornata per Lucera. Sicuramente una giornata che purtroppo storicamente è la più brutta per la giustizia a Lucera, è davvero la più brutta. Non volevamo mai arrivare a questo. Siamo comunque mai arrendevoli. Noi vogliamo continuare a sperare, abbiamo motivo, abbiamo ragioni per farlo e possiamo perciò ottenere la salvezza. I presupposti ci sono, ce la possiamo ancora fare. Forse nell'arco di pochi mesi riusciamo a riportare tutto a Lucera. In questo momento di Lucera non è andato via tutto, c'è ancora una parte dell'ufficio ancora qui che può rimanere per un po' di anni. Però noi vogliamo recuperare tutto e fare in modo che lo sfregio che abbiamo subito non si ripeta più. Un momento di tristezza anche con un intervento forse esagerato delle forze dell'ordine, che però ha visto un momento di alta civiltà da parte della cittadinanza lucerina. Civilissima la città di Lucera, civilissima. Davvero ha dato un segno di civiltà straordinario perché non ha poi dato intralcio alle operazioni, consapevoli che siamo in uno Stato di diritto, uno Stato che vorremmo democratico e che tratti da figli, non figli e figliastri tutti quanti, ma davvero un grande segno di civiltà. Complimenti alla città di Lucera e alla sua collettività.